Per noi è un traguardo molto importante, quest'anno che è il 50° compleanno dello zoo. L'ocapi è una specie molto particolare perché è uno degli ultimi grandi mammiferi scoperti in natura. Infatti la sua scoperta risale ai primi anni del 1900, quindi poco più di 100 anni fa, e è una specie che negli ultimi 15 anni ha avuto un grande declino in natura e ad oggi è minacciata di estinzione. Quindi per noi essere portavoce di una coppia riproduttiva che potrà aumentare il numero di questi esemplari in cattività, quindi all'interno dei giardini zoologici, e promuovere ancora di più la conservazione di questa specie nel suo ambiente naturale è veramente una cosa molto importante. Questa specie è molto particolare perché è un lontano cugino delle giraffe, quindi appartiene alla famiglia dei giraffidi, ma ha il posteriore e le zampe, sia anteriori che posteriori, striate di bianco proprio come una zebra, quindi possiamo dire che è una giraffa vestita un po' da zebra. Infatti viene chiamata la giraffa delle foreste, ha molte caratteristiche simili alla giraffa, quindi orecchie molto grandi, un collo abbastanza lungo, una lingua lunga con la quale riesce a prendere foglie e germogli dagli alberi.